A poche decine di chilometri a sud-ovest di Cagliari sorge uno dei più importanti siti archeologici della Sardegna. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Pula, in provincia di Cagliari, e stiamo per visitare l'area archeologica di Nora, ricchissima di storia fenicia, unica e romana. Prima di iniziare la visita vi ricordiamo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre future pubblicazioni e iscrivetevi anche sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Bene, dai, andiamo, via. Ah no! Dopo la sigla! Cominciamo questo lunghissimo percorso che ci porterà ad esplorare questi 4,5 ettari di scavi qui nell'area archeologica di Nora. Cominciamo con le Terme di Levante, che è una delle 4 terme che sono presenti nell'area archeologica, dove appunto sono presenti il Calidarium e il Tepidarium, quindi 2 ambienti riscaldati, e poi forse anche una piscina natatoria. Il secondo punto che troviamo è quello del Foro Romano, costruito attorno al I secolo a.C. Si tratta di un insieme di edifici che erano tutti disposti attorno ad una grande piazza. Il terzo punto è un tempio romano che è datato III secolo d.C. e non si sa esattamente a quale divinità sia stata dedicata, forse può essere stata dedicata anche all'imperatore o comunque essere proprio relativa al culto dell'imperatore. In questo punto si trova il Teatro Romano, che è l'unico teatro romano presente in Sardegna. È stato costruito attorno al 40 d.C. e presenta 11 gradoni su cui potevano trovare appunto posto per seguire le rappresentazioni circa 1200 persone. In quest'area possiamo vedere sulla collina, laggiù in fondo, una zona abitata e qui in primissimo piano le terme centrali che contengono uno dei mosaici interi più grandi della Sardegna. Qui possiamo vedere una strada romana originale, con pavimentazione originale.
Ci troviamo in una zona molto vasta di circa 900 metri quadri e che appunto contiene i resti di una casa romana di gente sicuramente facoltosa. La prima cosa che notiamo sono i resti dell'impluvium, questa piccola area dove venivano raccolte le acque piovane e che sono state delimitate da queste colonne che sono appunto state risistemate in questa posizione perché prima erano state appunto trovate, diciamo, coricate a terra. La cosa che balza subito all'occhio di questa abitazione sono i mosaici, per cui ci possiamo già eventualmente soffermare su questo primo mosaico, che è, diciamo, uno dei rari, forse l'unico mosaico in Sardegna dove oltre, diciamo, a delle forme geometriche c'è anche appunto una rappresentazione di una ninfa che si trova appunto al centro. Come potete vedere esistono appunto varie stanze, anche qui ne abbiamo due con altri due mosaici meravigliosi. Ovviamente il tutto con uno sfondo meraviglioso di questo mare e di queste montagne sarde. Questa sezione dell'area archeologica presenta il tempio di Esculapio che, come potete vedere, era sviluppato in vari livelli per poi arrivare sul livello più basso dove sono presenti ancora dei resti di un mosaico. Una delle note più importanti è che all'interno di questa struttura sono state ritrovate delle statue di terracotta, fra cui anche una statua in cui è presente il serpente attorcigliato al corpo di un nudo maschile e che appunto rappresenta l'attuale simbolo della medicina. Ci troviamo di fronte alle enormi e possenti rovine delle terme di Mare, un luogo dove appunto erano presenti delle latrine, erano presenti degli spogliatoi e poi vari ambienti con acqua a diversa temperatura che appunto veniva utilizzata per poter effettuare bagni con acqua fredda, quindi frigidarium. Poi abbiamo anche una vasca forse a cielo aperto, quindi con acqua a temperatura ambiente, si ipotizza, o tepidarium. E poi uno degli ambienti più sorprendenti, quello del calderarium, dove si può appunto notare la stratificazione, la parte sotto dove era appunto contenuto tutto ciò che serviva per poter produrre calore, e la parte superiore dove c'era appunto il pavimento della vasca e in cui si potevano appunto fare i bagni con acqua calda. Il tutto di fronte ad un panorama di questo tipo. Termina qui questa visita all'area archeologica di Nora. Abbiamo trovato ampia disponibilità sia
diciamo degli archeologi, dei sovrintendenti che ci hanno appunto fornito la possibilità di poter svolgere queste riprese. Un ringraziamento particolare anche ad Alexander, al signor Alexander, che ci ha guidato e che appunto assieme a tante altre persone si prende cura di questo meraviglioso parco. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social, YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Assolutamente venite, non perdetevi questa possibilità di poter conoscere tanto della storia, del passato di questa area del Sud Sardegna, e che dire di più. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Sadisku kimi sarbata so kirkande